Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Ci troviamo a San Giovanni Larione in provincia di Verona per esplorare l'ennesima miniera di terre coloranti. Da qui si estraeva una terra particolarmente rossa. Questa miniera si trova in una proprietà privata e quindi ringraziamo il signor Giuseppe per averci concesso il permesso di entrare in questa galleria che fu scavata proprio dal padre fino agli ultimi decenni del Novecento. Andiamo ad esplorarla. Siamo appena entrati in questa galleria e già questa miniera si presenta molto interessante. Qui alle mie spalle, come sempre, i cercatori di miniere Luca e Giuliano Benetti. Guardate, le pareti sono completamente rosse. Questa è la terra che veniva estratta. Come abbiamo già detto in altri video, più dell'80% dei colori industriali, quindi i colori utilizzati nell'edilizia, venivano prodotti proprio dalle miniere di terre coloranti di Verona. Questo fino agli anni 60 del Novecento, quando i colori vennero soppiantati dai colori artificiali e quindi queste miniere vennero totalmente abbandonate. Guardate ragazzi, il soffitto completamente ricoperto da piccole stalattiti bianchissime. Qui le pareti sono totalmente rosse. Ora terremo sempre la destra, così da coprire il percorso dell'intera miniera senza pericolo di perdersi. Delle altre miniere di terre coloranti nel Veronese, questa è molto larga. A quanto pare fu scavata in largo sia per il fatto che il materiale effettivamente è molto ampio, quindi la vena di terra colorante è molto larga, ma anche per il fatto che qui si riusciva effettivamente in questo modo ad entrare con dei grossi mezzi per caricare le terre. Anche se questa miniera, questa galleria non è particolarmente profonda, non è difficile capire quanto fu difficile fare questo lavoro, come in realtà in ogni altra miniera. Anche qui si percepisce la fatica dell'asportare questo materiale dalle profondità delle miniere. Anche da questi piccoli segni che spesso vediamo. Qui ci sono tutte le picconate date per rompere il materiale, farlo cadere a terra, un po' come vediamo qui, e poi con dei patili veniva caricato a mano e portato poi all'esterno. Insomma, il lavoro del minatore è sempre, fa sempre pensare alla difficoltà, alle fatiche che venivano fatte qui in Italia fino a un po' di anni fa, ma in tanti luoghi del mondo effettivamente queste fatiche si fanno ancora, e inoltre anche la pericolosità di questo mestiere. Questo fortunatamente non presenta
pericoli, insomma è una grotta, una galleria abbastanza stabile, a parte qualche piccolo pezzo di terra colorata che scende, in realtà non presenta potenziali grossi pericoli, ecco.